Padova, lo studente 17enne del liceo Tito Livio precipitato da un balcone di una casa vacanze a Corfù. Il messaggio d'addio del preside è il tempo delle lacrime. E non ce l'ha fatta l'operaio 49enne, vittima di un infortunio sul lavoro a Cartigliano mercoledì scorso. Era caduto dal cassone del camion durante le operazioni di carico. Ritrovata senza vita l'escursionista malese dispersa dal pomeriggio di ieri nella zona di Croda del Becco a Cortina d'Ampezzo. La donna è morta precipitando per un centinaio di metri. Un uomo è stato arrestato mentre cercava di sfondare la porta di casa dell'ex moglie. All'interno c'era la figlia minorenne in lacrime. È accaduto a Padova. Il giallo di Alex Marangon, la procura prepara la svolta, si va verso l'ipotesi di morte conseguente da altro reato. L'avvocato dei familiari ora chiarezza su chi ha dato ad Alex la droga. Strascichi di polemiche dopo che Esu ha ripreso il candidato del centro-sinistra alle regionali Giovanni Manildo per la conferenza davanti alla mensa universitaria. Trattamento uguale per tutti, spiega il presidente dell'ente. Violentissimo scontro a Focus tra ex colleghi della Lega, accuse reciproche tra Giuseppe Paolin, Gian Antonio D'Arè e Gianluca Porcolin. Lo scontro è personale e politico. Al via stasera a Venezia il weekend più atteso, quello della festa del Redentore, tra misure di sicurezza e tradizione. E domenica sera la messa in diretta su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la notizia che mai avremmo voluto dare. Purtroppo non ce l'ha fatta il 17enne di Padova, studente del liceo Tito Livio, precipitato da un balcone di una casa vacanze a Corfù. Hanno sperato fino all'ultimo tutti quanti, i genitori, gli amici, i compagni di scuola e i professori, ma purtroppo dopo una settimana di agonia è morto Alessandro Bandarin Troi, il 17enne padovano, studente del liceo classico Tito Livio, precipitato da un balcone della casa vacanze che aveva affittato a Corfù insieme agli amici. Il decesso nella tarda serata di giovedì nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era arrivato il giorno prima con un volo sanitario. Ora per noi è il tempo delle lacrime e dell'abbraccio, è il tempo di stare vicini, di non perdersi di vista, di comprendere il dolore proprio e dell'altro che si esprime per tutti in modo personale e unico. Questo un passaggio del lungo messaggio d'addio scritto dal preside del liceo Tito Livio, Luca Piccolo, che si stringe al dolore dei genitori di Alessandro. Il 17enne era arrivato a Corfù per una vacanza con gli amici. La sera dell'incidente era l'ultima sull'isola greca prima del rientro. È precipitato dalla ringhiera del balcone al secondo piano, ha sbattuto la nuca su uno spigolo, una tragica fatalità, forse una distrazione. Il ragazzo potrebbe aver perso all'improvviso l'equilibrio. Negativi i test di alcol e droghe. Nonostante i soccorsi immediati, il suo quadro clinico era apparso fin da subito molto grave. L'ematoma esteso non ha consentito l'intervento chirurgico nemmeno dopo il rientro a Padova. Un dolore immenso per i genitori che hanno fatto l'impossibile per riportare il figlio a casa per garantirgli le cure migliori. Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali. Ora, come ha scritto il preside del liceo classico padovano, restano le lacrime, gli abbracci, i ricordi di Alessandro, che a settembre avrebbe dovuto iniziare l'ultimo anno, quello della maturità. E non ce l'ha fatta l'operaio 49enne, vittima mercoledì scorso di un infortunio sul lavoro a Cartigliano nel Vicentino. Dopo 2 giorni di agonia nel reparto di rianimazione al San Bortolo di Vicenza si è spento Aldo Civillini, l'operaio di 49 anni, vittima mercoledì scorso dell'ennesimo infortunio sul lavoro. L'uomo, dipendente dell'azienda Bodega di Cisano Bergamasco, aveva appena terminato di scaricare dei profili in metallo alla ditta Omo di via Montegrappa a Cartigliano e stava procedendo con le operazioni di fissaggio del materiale rimasto nel camion per poi ripartire. Sono stati titolari i fratelli Sabrina e Stefano Oliveto, con cui tra l'altro l'operaio aveva stretto un legame di amicizia ventennale, a trovarlo riverso a terra e allertare subito il 118. Da una prima ricostruzione l'uomo è caduto dal cassone finendo a terra e battendo violentemente la testa sull'asfalto. Non si esclude un malore all'origine della caduta. Ha lottato tra la vita e la morte per 2 giorni, ma le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.
Ed un altro grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Trevigiano, a Cavaso del Tomba. Un operaio di 41 anni di origine albanese dipendente della ditta Edil Coppola è rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal camion autogru alla guida del quale era arrivato sul posto. Erano da poco passate le 14, l'uomo è arrivato con il camion in via San Pio X per la posa dei cavi della fibra ottica. Sceso dal mezzo aveva cominciato a lavorare quando all'improvviso il mezzo si è mosso schiacciandolo contro il muro di una casa. Subito è scattato l'allarme sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il 41enne con l'elicottero all'ospedale di Treviso. L'uomo ha riportato diverse fratture e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal che ora indagano per accertare le cause dell'infortunio. È stata ritrovata senza vita l'escursionista malese dispersa dal pomeriggio di ieri nella zona di Croda del Becco a nord di Cortina. Le speranze di ritrovare in vita l'escursionista malese dispersa da ieri pomeriggio si sono spente nella tarda mattinata quando l'elicottero ne ha avvistato il corpo ai piedi delle placche della Croda del Becco, una delle cime più imponenti delle Dolomiti, tra il Parco Naturale delle Dolomiti di Ampezzo e le Dolomiti di Braies. Secondo la ricostruzione, la donna, dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese della montagna, era arrivata sulle ripide placche lisce, precipitando per un centinaio di metri, finendo all'interno di una fessura. Sono state ore di grande angoscia per l'amica dalla quale si era separata per concludere la sua escursione. L'escursionista malese, sessantenne, aveva inviato un messaggio all'amica scrivendole che aveva perso la strada del ritorno e aveva bisogno di aiuto. La macchina delle ricerche si è mossa subito con uomini e mezzi, elicotteri e droni con termocamere per proseguire nella notte e riprendere alle prime luci dell'alba con sorvoli e perlustrazioni anche con unità cinofile. Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore di telefonia mobile che ha consentito di circoscrivere la zona di ricerca. La salma dell'escursionista è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina. Alle ricerche, oltre al soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza, hanno preso parte anche i volontari di San Vigilio di Marebbe, della Pusteria, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La tragedia all'abbazia di Vidoro dopo gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangon, la procura di Treviso si appresta a modificare il capo di reato da omicidio volontario a morte in conseguenza di altro delitto. Sentiamo. Un fascicolo senza indagati, almeno per ora, ma è una questione di tempo. Nel mirino della procura potrebbero finire presto gli organizzatori del rito sciamanico, Andrea Zuin e la sua compagna e i due curanderos che si allontanarono poco dopo la scomparsa di Alex Marangon, Sebastian Castillo, esperto di erbe, pozioni amazzoniche, e il musicista Johnny Benavides. Dunque non più omicidio volontario, ma morte in conseguenza di altro reato. Come famiglia però chiediamo che a questo punto, siccome poi è chiaro oggi quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che Alex non fosse un assuntore abituale di sostanza stupefacente e che in quella invece circostanza e poi ci sono altre cose che vedremo quando avremo l'accesso al fascicolo di poter confermare, ora non posso farlo, comunque in quella data lì, perlomeno in quella data lì, in quel posto lì abbia preso questa sostanza, è una cosa che a questo punto non può scivolare sulla pelle di nessuno. Gli esiti degli esami tossicologici che confermano la presenza nel sangue di Alex Marangon dell'ayahuasca ora aprono un nuovo scenario ed altre domande. Chi l'ha portata alla cerimonia sciamanica all'abbazia di Vidor e chi ha dato questa sostanza psicotropa al 25enne? Quella notte terribile tra il 29 e il 30 giugno il ragazzo sarebbe andato completamente in uno stato di allucinazione perché l'ayahuasca potrebbe aver interagito con la cocaina presente sempre nel corpo della vittima. Un mix fatale che potrebbe averlo fatto staccare dalla realtà. A questo punto, come dicevo ieri a qualche suo collega, l'indagine deve prendere una piega diversa, nuova, un'accelerazione importante, perché se Alex
e va capito se solo Alex, perché anche là ci aspettiamo che gli esami siano compiuti anche sugli altri partecipanti. Ha assunto questa sostanza e qualcuno gliel'ha data lì. La verità è quanto ha chiesto sempre la famiglia di Alex, verità su quella notte quando il figlio è scomparso nel nulla, ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello 3 giorni dopo. Le indagini dunque si potrebbero indirizzare verso chi ha ceduto la sostanza psicotropa al 25enne, che poi potrebbe aver provocato la caduta del giovane dal terrazzo dell'abbazia. Fra le domande, perché solo Alex ha avuto una reazione tanto grave quando i partecipanti al rito erano circa una ventina? Resta ancora un giallo, quello di Alex, con poche risposte e tanti, troppi interrogativi. Ancora cronaca, in poche settimane si era presentato più volte sotto casa dell'ex moglie tentando di entrare e minacciandola di morte. Arrestato, marito violento. Mentre la figlia piangeva disperata dal balcone di casa, lui cercava di sfondare la porta dell'abitazione. Questa è la situazione che si sono trovati davanti i carabinieri di Vigo d'Arzare quando sono arrivati in un'abitazione della periferia padovana dopo una telefonata di emergenza fatta da una donna che vive a Larcella. I militari hanno arrestato un cittadino moldavo con l'accusa di atti persecutori nei confronti della moglie alla presenza della figlia minore. L'uomo, che nel 2024 era già stato condannato per maltrattamenti, non accettava la separazione e pretendeva di entrare in casa. Non era la prima volta che si presentava cercando di entrare, minacciando di morte l'ex moglie qualora avesse avvisato le forze dell'ordine. La donna, in forte stato di ansia e paura, è stata portata in ospedale per le cure. L'uomo invece è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La politica ora scoppia il caso dopo l'attacco del presidente di ESU di Padova alla conferenza stampa del candidato del centrosinistra alle regionali Giovanni Manildo negli spazi della mensa universitaria. Quella che doveva essere la prima uscita in una campagna elettorale non ancora iniziata, ma di fatto già sui blocchi di partenza, si è trasformata nel caso con l'intervento dell'ESU, l'ente per il diritto allo studio, che ha formalmente redarguito il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo dopo la sua conferenza stampa avvenuta negli spazi esterni della mensa universitaria Piovego a Padova. Il presidente dell'ESU, Giuseppe Maschera, ha spiegato i motivi. Noi per scelta tecnica, amministrativa dell'ente, gli spazi destinati al diritto allo studio universitario non li concediamo a nessuno per nessuna questione politica, ideologica o quel che sia, perché altrimenti lo spazio della mensa, che è uno spazio che attrae tra i 3.000 e i 3.500 ragazzi ogni giorno, potrebbe diventare una sorta di casba dove tutti possono fare quel che vogliono. E per mantenere un certo ordine ci siamo sempre imposti di non lasciare spazio ad iniziative che non siano quelle del diritto allo studio universitario. Dunque negli spazi delle mense di ESU non si possono fare comizi o volantinaggi, un trattamento riservato a qualunque schieramento politico, specifica assicura il presidente Giuseppe Maschera, militante leghista in carica dal 2021 alla guida di ESU dopo la nomina da parte del Consiglio regionale Veneto e su proposta della Giunta regionale. Vale per tutto, ma può essere per le politiche. A noi è stato chiesto anche da parte degli studenti, da varie associazioni studentesche durante la campagna elettorale per le elezioni universitarie, per mobilitazioni degli eventi di attualità, di fare volantinaggi. La mensa Piovego, ma così come tutti gli spazi di ESU, non sono spazi e luoghi adatti a questo genere di attività. Noi non possiamo permettere che questo diventi uno spazio dove si faccia politica. Dallo staff del candidato Giovanni Manildo immediate le scuse: siamo dispiaciuti per quello che è stato un banale malinteso, il punto stampa era convocato fuori dai cancelli della mensa Piovego, siamo entrati dal lato opposto e ovviamente i giornalisti ci sono venuti incontro per le interviste, stazionando per alcuni minuti qualche metro dentro la recinzione nel giardino della mensa, spiega la nota. Quando il responsabile della struttura ha fatto notare, molto gentilmente abbiamo chiesto agli operatori dell'informazione di proseguire all'esterno e così è stato. Proprio per questo ci sorprende la presa di posizione rispetto ad un malinteso che davamo per archiviato, conclude la nota di spiegazione dello staff di Manildo.
Tra leghisti ed ex leghisti è stato il caos. Ieri sera a Focus la trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli. Tra Gianantonio Darè, Giuseppe Paolin e Gianluca Forcolin sono letteralmente volati gli stracci. Sentiamo. Chi sta criticando oggi la Lega sono tutti ex leghisti. È questa l'affermazione del leghista Giuseppe Paolin, già deputato a dare fuoco alle polveri, innescando un vero e proprio cortocircuito tra ex colleghi di partito. Innanzitutto con l'ex segretario nazionale leghista Gian Antonio Darè, autore di quello che è stato ribattezzato come lo scisma di Vittorio Veneto e oggi candidato alle regionali con la Liga Veneta Repubblica. Questioni politiche e personali si sommano nel corso di Focus, la trasmissione di prima serata del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Auguri Presidente, auguri Presidente, magari sarà il tuo. Sei stato il mio assistente parlamentare, caro, perché io ti ho messo, stai buono. Complimenti da lei, complimenti, e ti conosco molto bene proprio per questo. Certo. So quante storie hai raccontato, proprio perché ho fatto anche il tuo assistente. Grazie, perché grazie a Darè sei stato presidente di Pasubio Energia, grazie a Darè. Quindi se vuoi ti faccio tutto l'elenco. Complimenti da lei. E io ti posso dire che Gobbo ha fatto la tua fortuna, Giampaolo Gobbo, se no Darè starebbe ancora lavando macchine. Veramente sei un sordido, sai. Sì. Perché ho fatto l'assistente parlamentare, mi vanto, e sono stato sicuramente anche meglio di te. E i tuoi risultati parlano chiaro. I miei risultati parlano chiaro, anche i vostri parlano chiaro dopo che sono andato via. Un clima esplosivo, volano letteralmente stracci, cui si aggiunge un altro ex leghista di peso, Gianluca Forcolin, già assessore al bilancio della Regione Veneto e oggi luogotenente di Forza Italia. Io come Toni Darè, Forza Italia lo prenderei subito. Ma l'avete già preso? Si candida di qua perché si vergogna di candidarsi col tricolore? Cosa che tu invece non fai. Tu il tricolore lo sbandi voi parlate di tricolore con Vannacci e siete là che urlate l'inno di Mameli. Fino a 10 anni fa eravate quelli che mettevate le mani in tasca. Ma cosa dici, Betty? Almeno stai zitto. 10 anni fa chi andava a Pontida col tricolore veniva bombardato. Oggi andate e cantate l'inno di Mameli. Ma di cosa stai dicendo? Non insegnarmi la storia della Lega a me. Non insegnarlo a me, perché mi arrabbio. Sei andato giù a Roma grazie a Toni Darè. Quindi non dire niente, perché ti ho messo io nelle liste. Io sono rimasto sul territorio. Stai facendo una figura proprio di merda. Cambiamo decisamente argomento, al via questa sera a Venezia con l'apertura del tradizionale ponte votivo, il weekend più atteso dell'anno, quello della festa del Redentore, tra misure di sicurezza e tradizione. Ci colleghiamo quindi con il nostro inviato Lorenzo Maier, con Fabio Falliero per la parte tecnica. A te Lorenzo, buonasera. Sì, buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Stiamo per entrare sul ponte votivo del Redentore. Sono ancora in corso ovviamente i preparativi, le maestranze hanno lavorato fino all'ultimo e alle 19 ci sarà il patriarca Monsignor Francesco Moraglia che inaugurerà questo pellegrinaggio. Redentore è dedicato a Casanova, sono già arrivate le autorità, ma siamo qui con un veneziano, Elio Dazzo, presidente dell'AEP di Venezia Pubblici Esercizi. Allora, un suo pensiero su questo Redentore festa dei veneziani. È la festa, buonasera a tutti, è la festa dei veneziani, è la festa della cristianità e mi fa pensare a quando ero giovane che il ponte veniva fatto dall'esercito e mio padre forniva il cibo, le vettovaglie ai soldati. Però adesso, a parte l'aspetto ludico della cosa, è una festa sentita, una festa partecipata, una festa che proprio quest'anno, anche con l'occasione delle guerre eccetera, va santificata in maniera importante. Allora, Venezia che pensa alla pace, grazie mille a Elio Dazzo per essere stato con noi. Voglio ricordare che domani mattina ci sarà un'iniziativa importante
per la liberazione di Alberto Trentini. Alle 10 gli amici percorreranno questo ponte invocando la liberazione per Alberto. Questa sera, Marta, ti possiamo dire che sono molte le autorità qui presenti. Abbiamo visto già il comandante generale della polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, appunto il patriarca arriverà fra qualche minuto, i frati del Redentore, padroni di casa. Non ci sarà il sindaco Luigi Brugnaro, al suo posto a rappresentare la città di Venezia ci sarà l'assessore Simone Venturini con l'assessore Paola Mar e il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Se non hai domande, Marta, ti restituirei la linea e ci sentiamo più tardi per il collegamento di Venezia. Grazie a Lorenzo Maier da Venezia. Noi continuiamo con la pagina degli spettacoli, perché è stata davvero una serata da ricordare, quella di ieri, per i 28.000 fan che hanno assistito al concerto di Robbie Williams allo Stadio Rocco di Trieste. L'attesa sta per finire quando i fan arrivati da ogni angolo d'Europa si accalcano ai cancelli dello stadio dedicato al Paron. Il Rocco sembra il Maracanã, ma non per una partita di calcio, bensì per lo spettacolo del più grande intrattenitore di folle su scala globale. Ci si stringe sul prato, pronti a scatenarsi tra cori e balli sfrenati. Poi, finalmente, arriva lui. Robbie Williams atterra sul palco in tenuta spaziale per la nuova hit Rocket e i 28.000 spettatori vanno letteralmente in visibilio. E lo stesso artista di Stoke-on-Trent a dichiarare di voler dimostrare in 2 ore cosa significhi fare spettacolo. E la formula è di quelle in grado di smuovere anche i meno avvezzi al genere. Band di livello assoluto, ballerini e coriste che da sole potrebbero tenere vocalmente in piedi il concerto. Del resto l'autodichiarazione di essere un intrattenitore toglie all'ex Take That qualsiasi laccio artistico, ed ecco che gli si perdona pure il non essere più, squisitamente come cantante, quello della Royal Albert Hall. In sintesi, con quella capacità magnetica di coinvolgere quello spirito guascone nel riuscire ad allacciare un rapporto con il pubblico e tutta la sarabanda alle spalle, sostanzialmente vale tutto, pure inserire in mezzo a pezzi suoi che hanno fatto la storia come Angel una serie di cover a tutto spiano, ed ecco che i più âgés riscoprono la potenza di Bon Jovi, i più giovani si balla, si urla e via andare. Su un palco che cambia da quello principale, gigatonico, a quello più raccolto in mezzo al prato, Williams cambia toni e atmosfere della serata, parlando di se stesso dai tempi della boy band ai 51 anni attuali, snocciolando Strong, Supreme e Rock DJ, una vera e propria festa che accontenta tutti e lascia l'eredità di una serata che rimane tra gli eventi top ospitati a Trieste. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.